Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova live. Scusate lo schermo nero, ma c'era qualche problema con il programma OBS che io utilizzo per fare le dirette, ok? Però sembra che sia stato tutto risolto. Allora, buonasera a tutti, dobbiamo fare un nuovo unboxing oggi, eh? C'è questo pacco qui da aprire, però prima, come sempre, come faccio nelle mie dirette, c'è tutto, diciamo, un'introduzione da fare d'obbligo. Scusate che metto un attimo la diretta anche qui sul cellulare che mi fa vedere praticamente chi è collegato sui vari. Adesso siamo in diretta sia su YouTube che su Facebook, ok? Su Twitch c'è ancora la mia web radio che gira, quindi su twitch.tv/Reni_J trovate la mia web radio che gira. Allora, benvenuti a tutti, piano piano che vi collegherete, se scriverete nella chat vi potrò vedere e vi saluterò senz'altro. Allora, prima di andare a vedere cosa c'è dentro quel pacco, vedete qui c'è diciamo, una scatola delle scarpe con dentro qualcosa. Questi sono ovviamente chi segue, chi è DJ, chi ha più o meno la mia età lo saprà, sono tutti vinili 45 giri. Diciamo questi sono tutti numerati, vengono dalla mia collezione privata, la maggior parte li ho usati anche alle varie serate che ho fatto, in ausilio anche ai dischi mix che io già avevo, e vorrei farveli vedere, quindi vorrei vederli insieme. Allora, innanzitutto sono tanti, quindi una parte li leviamo, li poggiamo qua, l'altra parte la appoggiamo così ce li sfogliamo tranquillamente insieme. Allora, il primo, c'è una storia su questo qua. Questo è l'unico che ho comprato quando lavoravo in Ericsson. Mi ero fissato che volevo trovare questa canzone che avevo nella testa da quando ero bambino, non riuscivo a trovarla. Alla fine poi la trovai, pensate un po' gli aneddoti della vita. La trovai su eBay. Non c'erano tante possibilità che il venditore su eBay lavorasse in Ericsson a Roma, in via Anagnina 203. Eppure io ho trovato questo 45 giri da un collega, chiamiamolo così. Eravamo circa più di 5.000 persone in Ericsson all'epoca, e quindi ciao Willy. E quindi praticamente io lo trovai da lui su eBay, lo comprai e quindi ci siamo visti direttamente dentro l'Ericsson e lui me l'ha dato. Questo 45 giri è San Qualcuno di Enrico Montesano. Io ce l'avevo in mente questo santo qualcuno, tu che sei buono, dammi la cosa più bella che c'è, aia chissà, si se può fa. Era bellissima questa, era la sigla di Luna Park, ok? Una trasmissione che andava in onda penso sulla Rai all'epoca, e quindi trovai praticamente questo 45 giri e quindi l'ho presi. E questo, diciamo, lo rimediai alla fine degli anni 90, diciamo, mi pare che era il 99, era già un po' che stavo in Ericsson. Allora, però devo trovare un po' di spazio per poterli mettere così. Andiamo avanti, numero 049, Febe Cate, la colonna sonora del film Paradise. Guardate che bello questo 45 giri. I numeri, vedete, questa era la numeratrice della Daimo, ok? 049. Come vi ho sempre detto, l'elenco dei miei vinili, come anche i giochi del Commodore 64 su dischetto e in seguito dell'Amiga, e tutto quanto era nato su Commodore 64, quindi Reni Retro si intreccia con Reni J, sempre. Io d'altronde so sempre io, quindi quando potevo farlo. Ecco un altro 45 giri che conoscono tutti quanti, Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, ok? Another Brick in the Wall
numero 050, numero 050, quindi questi sono proprio i primi che avevo. Tra l'altro il numero l'ho messo sul lato B, vabbè, non fa niente. Come vedete qui c'era scritto Renato, perché poi quando andavo a fare le feste magari qualcuno mi se lo fregava, ma io cercavo di non farli rubare i dischi perché era molto complicato. Allora io andavo, mi pare di tutte le feste che ho organizzato, che ho fatto, mi pare che solo una venne un amico, le altre l'ho sempre fatte tutte quante da solo e non sono mai riuscito a convincere nessun amico a venire con me, quindi io mi caricavo la Panda, me la scaricavo e stavo anche lì a fare il DJ da solo, mi dovevo controllare pure la mia attrezzatura, tutto da solo, io facevo da solo, quindi d'altronde bisognava fare il lavoro non trovando chi mi aiutava e stavo anche attento. Nella storia mi ricordavo che mi era sparito solo un 45 giri, tra l'altro sempre dei Pink Floyd, e invece l'ho ritrovato, era un 45 giri trasparente. No, non sta qua, sta nell'altra scatola perché io ce n'ho 4-5 di queste scatole. Però questa scatola qui in particolare ha tutti i successi e quindi volevo condividerli con voi prima di andare ad aprire questa scatola. Allora, questo è Toto Cotugno, Gli Amori, partecipo anche al Festival di Sanremo, questo brano. Mannaggia, mi si stanno rovinando tutte le copertine e queste erano nuove, come vedete tenute benissimo. Toto Cotugno, Gli Amori, numero 51. Andiamo avanti così non ci mettiamo troppo tempo, perché sono parecchi, sembrano pochi ma sono parecchi. Europe, Let the Good Times Rock. E al lato B c'era I Am Dreamer, bellissimo, da un altro degli album, il successivo dopo The Final Countdown. Loro fecero Out of This World, vedete c'è il CD qui disegnato, ma io ho anche il vinile, cioè ho il vinile numero 052, Europe, 45 giri originale, Let the Good Times Rock. Questo è bellissimo, guardate c'è pure le parole prese da TV sulle 3 canzoni, questo è Superstitious e Lights and Shadow, diciamo le 2 canzoni principali dell'LP Out of This World, ok? Tra l'altro Out of This World, che qui non viene nominato su questo singolo, guardate, non so se la telecamera mette a fuoco, la prima canzone era proprio Superstitious, vedete? Lì c'è tutto l'elenco delle canzoni che stavano, diciamo, nell'LP. Ok, andiamo avanti, sempre Europe, Open Your Heart, un bellissimo lento, e io questo lo mettevo quando mi chiedevano i lenti, magari anche dopo quella di Fab Kate, perché questo era un bellissimo lento. Just the Beginning al lato B, sempre da Out of This World, ricordiamolo, Out of This World era l'LP successivo a The Final Countdown. Lo so, io non l'ho potuti tutti imbustare purtroppo. Guardate un po', questa era una canzoncina così, faccia da pirla, e sei un pirla, e c'è la faccia da pirla, e tutti dicono pirla. Questa era Pirla Dance di Charlie, faccia da pirla, instrumental Pirla Dance, anche con solo la musica. Io vado tutto a ricordo, non è che li ho sentiti da poco, questi sono andato giù a prenderli apposta per fare questa diretta 10 minuti fa, perché io le organizzo, voi sapete, le mie dirette sono tutte quante improvvisate, cioè non è che io mi metto là, organizzo il pomeriggio, il giorno prima, 2 giorni prima, no. Io oggi, mia moglie e mia figlia sono andate a letto presto perché domani mia figlia dovrà andare a scuola eccezionalmente per una cosa che c'hanno a scuola, e quindi già sono andate a letto presto. Io allora ho detto, mi organizzo una bella diretta serale di un'oretta e mezza, e facciamo l'unboxing di quello che c'è dentro questo pacco. Però prima di fare questo unboxing volevo fare, diciamo, con voi un'introduzione. Guardate questa è bellissima, 051 22 2525, ovvero il numero del telefono azzurro all'epoca. Lui è Fabio Concato, ok?
che aveva avuto questa grande idea, numero 56 il 45 giri, quindi sono tutti grandi successi, Fabio Concato 051 22 25 25. Andiamo avanti, non poteva mancare Uomini Soli dei Pooh, anche questo partecipò al Festival di Sanremo, concerto per un'oasi al lato B. Ok? Sono tutti, mi sa, uno più bello dell'altro, ditemi se non ve li ricordate, perché questi sono tutti grandi successi, perché Fiorello quando se ne uscì con questo spiagge. Io questo c'ho anche il mix, guardate che copertina. Fiorello Spiagge, che se non ricordo male questo fu, mi sa, il primo brano che Fiorello incise. Ma non mi voglio sbagliare, però so che è vecchissimo. Questo è Spiagge di Fiorello, ragazzi, Spiagge di Fiorello. Ovviamente questi sono tutti, se guardate, più o meno gli stessi anni, Andiamo a vedere Another Day in Paradise di Phil Collins, un altro lento bellissimo. Hat on the Sheet al lato B. No, che mi è volato? Ah no, un po' di scotch, vabbè, lo scotch non regge più. Qui c'era un po' di scotch, il numero sempre c'è, 059. Phil Collins, Another Day in Paradise. Stiamo parlando del 1989, ragazzi, ok? One moment. Non c'ho la voce di Whitney Houston, Whitney Houston, One Moment in Time. Guardate che roba, disco numero 060, Casciffo al lato B, ma intanto al lato A Whitney Houston con One Moment in Time. Eccola, Whitney Houston. Se sta caspito di telecamera mettesse meglio a fuoco. Ciao Antonio, benvenuto anche a te a questa live, diciamo improvvisata, molto improvvisata, per aprire questo pacco. Però stiamo vedendo prima un po' dei miei 45 giri, li volevo vedere insieme a voi, Guardate un po', Madonna, Vogue. Lato B che c'era? Sì, mi nonno un Cariolas, non riesco a leggere adesso. Ah, guardate che bello sto 45 giri col buco piccolo. Normalmente i 45 giri, se ve ne prendo uno qualsiasi qua, c'hanno il buco grande, serve l'adattatore. Ok? Il 45 giri classico c'ha il buco grande. Questo di Madonna invece, tandaradan, buco piccolo. Tra l'altro Vogue single version e Keep It Together single version. Keep It Together. E questo era Vogue di Madonna con il buchino piccolo, quindi 45 giri che non necessita di adattatore. Lo mettevamo direttamente così sul giradischi. Era il 1990 quando Edoardo Bennato e Gianna Nannini ci hanno tenuto compagnia per tutta l'estate. Un'estate italiana, colonna sonora dei mondiali di Italia 90, Giorgio Moroder. Ok? Questi sono pietre miliari, questi 45 giri della musica in Italia, anche internazionale, però in Italia. Abbiamo visto che ci sono anche, per esempio, i Pink Floyd, abbiamo visto Another Brick in the Wall. Questo è un'estate italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Ok? Per esempio, eccoci qua. Burning the Ground dei Duran Duran e Decadence. Tra l'altro il lato B, molto bella la canzone al lato B, quasi, per secondo me, quasi più bella anche di Burning the Ground del lato A. Decadence era bellissima. Quindi Duran Duran, Burning the Ground, bellissima. Ok? Sono uno più bello dell'altro. Questi fatemi accendere qua che mi si è spento il cellulare.
così riesco a capire se c'è qualcuno che mi scrive. Scusate, intanto prendo il prossimo. Eccoci qua. Purtroppo tocca fare così con questi sistemi. Tell Me di Nick Cayman, poteva mai mancare? Tell Me, Better Be Good Tonight al lato B. Eccolo qui, lui è Nick Cayman, quello di Loving You. Non all'altezza di Nick Cayman, ma ha avuto il coraggio anche di andare a Sanremo, e lui è Francesco Salvi con Esatto, quando faceva parlare gli animali veri. Guardate che faccia, guardate che faccia. Questo è Francesco Salvi, Speaker Corner, Universal Love, Esatto. Guardate che belli questi 45 giri, uno più bello dell'altro. Tra l'altro questo ovviamente è Five Records, vabbè. Numero 065, questo lo mette a fuoco il numeretto, eccolo, 065. Allora, che mi dite di questi 45 giri? Vi stanno piacendo? Cioè, sono pietre miliari. Poi questi qua ovviamente, appena avrò finito di sistemare la sala hobby, voglio fare una serata e li metto in fila così, senza mixarli, ce li sentiamo in fila così come stanno, perché secondo me sono uno più bello dell'altro. Così come gli Snap. Gli Snap se ne uscirono con The Power, ebbero un successo planetario con The Power. Qui c'è The Power, la versione originale, e The Power, la dub version sul lato B. Poi se ne uscirono con queste, diciamo, copertine che sembravano murales, molto molto belle, molto curate, e quindi ebbero successo, ma anche il brano era molto molto bello. Subito dopo The Power ebbe successo un altro brano, sempre degli Snap, che era Cult of Snap. Ti sentite Cult of Snap? E al lato B c'era Blasé Blasé. Ok? Questi sono tutte pietre miliari numero 67. Ovviamente i numeri non sono consecutivi, perché in mezzo c'erano pure i mix, i 33 che compravo all'epoca, e io li numeravo man mano che li compravo, e quindi non sono sequenziali sui 45 giri. In mezzo ci stanno tutti i mix. Io ovviamente ho la lista, adesso ce l'ho bella fatta su Excel. Chi mi ammazza, ce ne ho aggiunti tanti, perché tutti quelli che io sto comprando, tutti gli unboxing che ho fatto dal fine 2016, ho iniziato a riacquistare i vinili, tra l'altro anche su Discogs, anche dall'amico Fabio Caria, quindi diciamo ho ricominciato a comprare i dischi in grande quantità, ce li ho tutti quanti su Excel, perché Excel mi sopporta parecchie ride. Dischi fantastici, lo so, guarda un po', Oops Up Sana Hey, sei Oops Up Sana Hey. Questo è il numero 68, loro sono sempre gli Snap, Snap, come fanno le dita, Snap, Oops Up. Guardate che belle copertine, guardate che, cioè, sono una cosa unica questi 45 giri, soprattutto per chi faceva il DJ come me in quegli anni, lo so, ascoltiamoli. Questo era DNA featuring Susan Vega, Tom's Dinner. Scusate, mi sono pure stonato, però i motivetti uno ce l'ha stampati nel cervello, per quante volte li ho messi in tantissime feste che ho fatto, che ho, diciamo, tra virgolette, a cui ho fatto il DJ, sia per lavoro sia per quando le facevo, proprio le organizzavo io le feste con gli amici. Spending my time, Roxette, bellissimo, bellissimo anche questo, bellissimo, niente da dire, vedete qui cominciavo a scriverli pure a mano i numeretti. 073 Roxette, Spending My Time.
Oh, una più bella dell'altra, una più bella dell'altra. Allora, qua dentro comunque c'è di tutto, c'è proprio di tutto. Come vedete i generi sono molto diversi tra loro. C'è Francesco Salvi, ci sono i Roxette, ci sono i Pink Floyd e c'è Hammer. Quando ha lasciato la MC e si chiamava solo Hammer, fece la colonna sonora della famiglia Adams con Adams Groove. Ta-da-da-dan. Bella, bella, bella Adams Groove. Adams Family. Adams Groove di Hammer. Quando lasciò la MC, lui prima si chiamava MC Hammer e dopo lasciò la MC, si chiamò Hammer e fece questa qui. Tra l'altro qui c'è la Decadence dei Duran Duran, era molto molto bella, l'ho fatta vedere, Decadence ce l'ho qui dentro i 45 giri che ho fatto vedere. Ho detto che era il lato B di un 45 giri, che secondo me è anche più bella Decadence di quella che sta al lato A. Allora, comunque, perché ho fatto rivedere questo? Adams Groove, LP version, Adams Groove LP version, ok? Guardate un po', questa è la versione originale di quella che poi venne mixata, remixata, rivista, rieditata, rifatta. Popcorn, The Hot Cats. Questa è la versione originale, disco numero 99, Popcorn. Ma non so se me le ricorderò tutti questi 45 giri, vediamo un po' la mia memoria. Vabbè, lei rimane sempre nei nostri cuori. Fiesta di Raffaella Carrà. Guardate com'erano i 45 giri dietro all'epoca. Raffaella Carrà, numero? Leggete voi che con sto occhiali in ce vedo. Amoro, leggi un po' che con sto occhiali in ce vedo. 990 milioni. Sei in drago, sei. Vediamo un po', se mai questa ve la faccio vedere dopo. No, va bene. Allora, questa no, questa va bene, perché la copertina è un po' parecchio rovinata. Mal Furia Soldato. Questa non è Furia Cavallo del West, non è questa. Questa è Furia Soldato, è un'altra cosa. È sempre una sigla di Furia, della seconda serie della trasmissione TV Furia, come sta scritto qui, sigla della trasmissione. Vedete, è molto rovinata la copertina, ma io la tengo lo stesso, purtroppo, pure rovinata. Tra l'altro all'epoca, guardate, si cucivano le copertine ago e filo, quando si rovinavano invece dello scotch, ago e filo, e si cucivano le copertine cucite lateralmente perché si rovinavano, ragazzi, che ricordi. Ecco, allora questa dopo metto dietro. Allora, oh, Sina. E questa era Gash Patti con Etie, numero 103. Gash Patti con Etie. Bellissima pure questa. Ma questa era fine anni 80, 1987, quindi seconda metà degli anni 80. Ok? Vedo che vi sta piacendo questa diretta improvvisata con tutti questi 45 giri. Qua che c'è sta un biglietto, quando sono 10.000 lire nel 96 andai a vedere Independence Day, Multisala Atlantic, leggete bene la data, 27 9 96 19:40, 10.000 lire. Io tutto quello che racconto è vero, sta scatola lì sta ferma quasi dal 96. L'ho usata, ovviamente, ho usato i 45 giri in alcune dirette live che trovate nel mio canale YouTube. Io ho fatto delle dirette musicali usando questi 45 giri, però non li ho mai levati dalla scatola, li prendevo solitamente, sapete, guardate nell'altra telecamera, si mettevano così
come avete visto pure questo, vabbè. Si mettevano così, si prendeva il disco, poi si rimetteva dentro e si rimetteva così, in modo che rimanevano tutti ordinati. Io perciò li sto mettendo così uno sull'altro, in modo che poi li rimetto qua dentro tutti ordinati. Numero 104, Sueno Latino, Carolina Damas, pure questo lo conosceremo e lo conosciamo tutti. Sueño Latino, Sueño Latino. Questa era soprattutto musicale questa, 104, numero 104, ma questa che era 105? No, 103, 104. Arriviamo a un personaggio che ha fatto la storia. Ha fatto la storia lui. Perché? Lui, per me è polimorfo, si è saputo plasmare, ha saputo cavalcare le onde degli anni, della musica che cambiava. È stato secondo me lui è un grande. Ha iniziato con canzoni che all'epoca servivano, queste canzoni, Mix Remix and the Rappers, Gimme Five, questa qui che vedremo dopo, Siamo non siamo, Yo Brothers and Sister, Siamo non siamo in un bel momento, Giovanotti, Lorenzo Cherubini, è maturato tantissimo, ha fatto delle canzoni bellissime come A te, ma ne potrei citare tantissime. Io ho Backup, tutto, quando lui fa uscire in vinile io sono il primo che lo compro subito, immediatamente, perché al di là che può piacere o non piacere, però è indubbio che da quando lui cantava mezzo in questo linguaggio che non si capiva niente, tipo Gimme Five, Mix Remix and the Rappers, cioè in una lingua quasi sua, piano piano lui, già quando ha fatto L'ombelico del mondo, Giovani Giovanotti, ha fatto un cammino artistico andando anche in giro per il mondo. Giovanotti ha girato tutto, forse ci sarà qualche isolotto che non ha visto, ma non sono neanche tanto sicuro. Comunque girando il mondo si fa tanta esperienza, più di quanta se ne possa fare secondo me leggendo dei libri, vedendo delle riviste, vedendo i documentari, perché lui l'ha vissuto sulla pelle, ha vissuto con la gente completamente diversa una dall'altra, è andata in America come è andata in Africa, cioè quindi diciamo che ha avuto una cultura che poi ha applicato alla musica e ha contattato anche i più grandi musicisti, oserei dire del mondo anche, per fare diverse canzoni. Quindi lui partì tutto da qui, partì da Radio DJ, partì grazie a Claudio Cecchetto, non lo sappiamo se non ci fosse stato, numero 105, se non ci fosse stato Claudio Cecchetto non lo sappiamo se sarebbe quello che è adesso. Secondo me c'ha un cervello Lorenzo che è enorme, cioè, poi lui anche, oltre ad aver viaggiato tanto, ha letto tantissimo, cioè, e poi ha sentito un sacco di musica, sta sempre a sentire musica, sente una marea di generi, proprio perché lui non si è fossilizzato solo sulle canzoni, diciamo così, questa è trash music, perché sì, era bella all'epoca, faceva successo questo tipo di musica all'epoca, però non era musica che poteva andare bene e cavalcare il tempo, e quindi lui si è riadattato, si è migliorato, un artista veramente grande, Giovanotti, perché proprio è partito facendo tra virgolette quello che serviva di fare lo scemo come Francesco Salvi, è andato con Vasco pure lui a Sanremo, no Vasco io non ci casco, cioè non ce lo scorderemo mai, però cavalcando il tempo è riuscito a plasmare la sua musica e a far uscire sempre album inerenti al tempo in cui sono usciti. Grandioso. Di Giovanotti ovviamente ho anche Gimme 5-2, questo è Gimme 5-2, non è l'1, questo è Gimme 5-2, come vedete c'è il timbrino qui con scritto 2, numero 106. Gimme 5-2, sempre di Giovanotti, era il Giovanotti degli anni 80, ok? Questo quando stava a Radio DJ, Rasta 5, e questi brani, cioè, e qui la festa, andavano per la maggiore, mettevi questi a una festa, avevi vinto, cioè avevi questi brani qua, avevi vinto.
alle feste, questo era quello che necessitava all'epoca. C'erano Europe, c'era ovviamente Vasco, c'era Giovanotti, diciamo, se tu avevi un po' di musica così, avevi vinto. Poi avete visto c'era Etienne, Gash Paty, ci potevano essere Denarov, qualche altra cosa, e tu hai fatto la festa. Chi è? No Vasco, io non ci a Sanremo. Stasera voglio fare una festa. Io e la ragazza mia. Stasera voglio fare una festa. Prendiamo la moto e via 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 via. Questo è Giovanotti. Poi dall'LP la mia moto, vabbè. Bellissimo. Sex, no drugs, rock and roll. Bellissima anche questa. Sex, no drugs and rock and roll. Ma guardate Giovanotti com'era piccolo, com'era piccolino. Vediamo st'altra telecamera se la mette. Però questa c'ha i colori un po' troppo sparati, quest'altra. Quell'altra, questa qui che voi vedete, questa che vi indico, è una telecamera, come ho già detto, del 2001-2002. È una vecchia Logitech Sphere, è a sfera, non si muove perché la Quick Cam Sphere ce l'ho, quella motorizzata. Tra l'altro c'ha una risoluzione bassissima, però ti segue. Se tu ti muovi ti segue perché è motorizzata. Quindi questa webcam a me va bene per riprese da lontano. Ho corretto un po' la luminosità e quindi voi vedete tutto, infatti vedete pure i prossimi brani. Questo già l'avete riconosciuto, ma poi ve lo faccio vedere. Intanto questo è Desire degli U2. Desire, bellissime. Qui uno più bello dell'altro, questi 45 giri. Quando ho preparato questa diretta ho detto no, stavo cercando qualcosa, ho detto no, li faccio vedere tutti perché sono uno più bello dell'altro. Numero 110, vedete? U2 Desire, no, va così questo, Desire, bellissimi, bellissimi, bellissimi. Ok, io voglio vedere un attimo una cosa, mi perdonerete un secondo. Ok, no, ogni tanto devo vedere se la diretta mantiene su tutti i canali. Infatti l'ultima diretta me l'ha divisa in due YouTube. Questo è Ti pretendo, Raff, e al lato B e sia così. 111, numero 111. Questo è Raff, Ti pretendo. Sono 36 minuti, possiamo ancora andare avanti, va. Guardate un po'. Colonna sonora Tubular Bells dell'Esorcista. Chi è? Colonna sonora dell'Esorcista. 112, già si vede il numero. Fantasia for Strings, l'Esorcista. Ovviamente potevo non avere io, che sono un fan tra l'altro di vecchia data, quindi delle versioni originali che uscirono su videocassetta, prima ancora che fossero rimasterizzate, di Guerre Stellari Star Wars. Andate a visitare www.starwarsstore.it. Guerre Stellari main title, come vedete c'è sia la scritta Guerre Stellari italiana e sia di qua Star Wars, il logo originale americano, perché Star Wars in Italia arrivò come Guerre Stellari, scritto proprio con questo logo così, ok? E questo è la colonna sonora originale, come leggete qui, colonna sonora originale main title di Guerre Stellari. E qui in trasparenza c'è Darth Vader, il casco, tra l'altro si vede anche qua, in trasparenza c'è dietro a Luke Skywalker, c'è il casco di Darth Vader, vedete? Bellissime anche le copertine, come vi dico io, di molti vinili. Le copertine sono stupende. Sul mio canale Instagram, mi pare che Instagram è quello dove pubblichiamo le foto, ci sono un sacco di foto di tanti vinili, quelli che hanno le copertine molto belle. Devo ricontinuare a fare quelle foto, solo che attualmente non riesco ad accedere al giradischi per fare le foto, e quindi
diciamo mi sono un attimo fermato, ma troverete quanto prima di nuovo tutte le foto anche di tutti questi 45 giri che vi sto facendo vedere questa sera, questo sabato sera, no, oggi è venerdì sera 5 novembre 2021, sono le 22:29 minuti. Scusate, oggi è venerdì. DJ Television, lo so Willy. Guardate un po'. Holiday di Madonna. Guardate Madonna. Questa sempre anni 80, The First Album. Holiday preso da The First Album di Madonna. Guardate Madonna. Disco mio numero 114. Madonna. Holiday. Bellissimo. Oh. A me sono sempre piaciute le colonne sonore, lo sapete, ho colonne sonore di tutto quanto, sigle dei cartoni animati, sigle di telefilm, sigle di quiz e sigle di tutto, a me mi piacciono sempre. E potevo non avere un musical, Jesus Christ Superstar, di cui ho pure il doppio vinile, c'ho il doppio LP, voglio dire, questo è anche un vinile, un 45 giri, numero 105, Jesus Christ Superstar, Superstar, na na na, na 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 na. Cioè la musica, secondo il mio punto di vista, che potrete anche non condividere, va presa a 360 gradi. Io sento il jazz così come sento la techno, cioè a seconda del momento. Certe volte mi piace sentire tantissima musica italiana, allora ti butti su Baglioni, Venditti, Cocciante, Renato Zero, eccetera. Poi ti piace, ti va di sentire musica internazionale, allora che ne so, Madonna, Michael Jackson, tutti quelli che hanno fatto la storia della musica in quegli anni, Rick Astley, Nick Cayman, chi più ne ha più ne metta, ce ne stanno tantissimi. Poi volevi sentire dei gruppi, Spandau Ballet, i Roxette, ce n'era per tutti i gusti, e io sento tutta la musica, e così sento anche la musica classica, cioè non confondiamo, perché Beethoven, Tchaikovsky non sono degni di nota anche loro. Io vedo molto che la musica classica ultimamente soprattutto viene molto snobbata, ma è grandiosa la musica in tutte le sue salse, registrata bene, sentita con un impianto medio buono, da casa, anche su cassetta. Voi avete visto nell'ultima diretta ho tirato fuori una marea di tutte queste cassettine che noi sentivamo in macchina, le sentivamo negli sterei portatili, abbiamo usato un sacco di cassettine, i vinili bisognava sentirli a casa, anche se c'era il penny per questo tipo di dischi. Noi potevamo portare al mare una pila di 45 giri col penny a batteria. Il penny era il lettore di 45 giri portatile, penny a batteria, doveva stare fermo perché sennò saltava la puntina, quindi te lo mettevi sull'asciugamano sulla spiaggia a batterie e mettevi uno dopo l'altro, lato A, lato B, e ti sentivi i 45 giri. Era per ovviare, all'epoca del penny addirittura le cassette ancora non si erano così sviluppate, perché poi si svilupparono le cassette, gli sterei portatili, subito dopo gli sterei portatili giganteschi, una marca, senza fare nomi, qua non ce l'ho, ecco, questa qui, la Sony, se ne uscì con il Walkman, Sony Walkman, e poi tutti cominciarono a fare serietti portatili. Sony Walkman ho nominato? Avete 2 secondi? Non vi lascio soli, mando la pubblicità, non ce l'ho la pubblicità, non c'ho la regia. Ecco, vedete che qui è tutto improvvisato. Che cos'è questo? Guardate questo logo, cioè questo logo, Walkman, Dolby Digital di su di giù. Questo è un Sony Walkman, questo è quello che ho nominato, vedete? Sony Walkman originale, perché poi tante marche se li misero a fare questi registratori portatili. Sony Walkman ha fatto la storia per quelle
cassette che vi ho fatto vedere, quasi come il Penny l'ha fatta per ascoltare fuori casa i 45 giri. Andiamo avanti. Sigle dei cartoni animati, tutti sapete che io adoro le sigle di tutti i cartoni animati che esistono. Poteva mai mancare Titan 3, i Micronauti, Benjo, Beauty, era la bionda, eccola qui. Adesso vado un po' più veloce perché poi le sigle dei cartoni animati c'è chi gli piacciono, chi no. Io sono un patito, una specie di DJ Osso, però lui le sa mixare molto 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 bene, c'ha un sacco di fantasia, perché per fare il DJ non bisogna solo essere bravi, non bisogna solo avere l'attrezzatura giusta, bisogna avere tanta fantasia. DJ Osso ha una cultura musicale a 360 gradi e riesce veramente, come lui dice, c'ha ragione, lo slogan è vero, riesce a mixare l'impossibile, perché lui ha la fantasia e la conoscenza musicale per poter miscelare insieme due brani, magari che non c'entrano niente neanche uno con l'altro, che però stanno bene, e allora lui prende e te mixa Heidi con i Pink Floyd, cioè per lui non è un problema, se riesce a trovare il punto giusto e la modalità giusta, lui riesce a fare delle cose al di là dell'inverosimile, e quindi è un grande anche DJ Osso. Tra l'altro c'è pure DJ Osso Radio, ascoltatela. Questa è Elisabetta Viviani con Heidi. Heidi, tra l'altro questa non so se è Audi 81 o Heidi 78. Daniele Bell, Heidi 78, questa è l'originale, quella che iniziava perché poi ne fecero nell'81 un'altra versione uguale identica, la risuonarono, non lo so perché, però col triangolo invece che con, penso sia l'oboe, quello che inizia proprio e fa no. Quella invece, quella dell'81 fa tin din din din, tin din din din, che a me sinceramente quella versione 81 non piace, perché quella che io sentivo nel cartone animato era questa del 78, 1978. Ecco, qui arriviamo a quando io mi perdevo le copertine o Ave Maga. Allora mi perdevo le copertine e quindi ero costretto a farmele da solo con i pezzi di carta. Vedete, Lady Oscar e Candy Candy. Tra l'altro qui ci sono due vinili e tra i due vinili non potete capire, qui c'è il panno carta tutto. Ve lo ricordate il panno carta tutto? Che lo usi dappertutto. E io per non far rovinare i vinili e metterli tutti e due dentro la stessa custodia, ecco, questo è uno e questo è un altro, ci avevo messo in mezzo il panno carta tutto, perché è un panno morbido e ha resistito negli anni. Cioè numero 118, Lady Oscar e Candy Candy. Ok, tra l'altro mi sa che sono due dischi tutti e due uguali di Lady Oscar, Lucy, Candy Candy. No, sono due diversi, uno c'è Lady Oscar e uno c'è Candy Candy. Cioè tra l'altro si vede già, cioè si vede da come è rovinata, che è dell'epoca questa, cioè non sono cose che sono state fatte adesso. Ecco, siamo arrivati a Vanilla Ice Satisfaction. Guardate che belle queste copertine, questa qua di qua vabbè ci stanno un po' le scritte, ma di qua guardate che bella, 128, stiamo arrivando. Poi vabbè, quando andavo a fare i compleanni non ci potevo non avere il 45 giri di Tanti auguri a te, numero 140, buon compleanno, tanti auguri a te, buon compleanno, tanti auguri a te. E questo lo mettevo al momento della torta. Macintosh, discoteca dei piccoli, questo logo discoteca dei piccoli hanno fatto una marea di 45 giri e 33 giri LP, tutti quanti con lo stesso logo, discoteca dei piccoli. Macintosh numero 147, vedete? Orzo Way, discoteca dei piccoli, però questa mi sa che non è originale, no, infatti
No, questo è il piccolo coro dell'Antoniano di Maria Leventre, però non è la versione originale di Orzo Way, Voglio vedere una cosa, Questo è del 78, ecco, volevo vedere che anno c'era scritto su questo disco. 1978, cioè questi vinili, eh, che hai nominato, scusate, rimando la pubblicità, Questo è solo uno dei Bimbo Mix, che ne sono usciti tanti, li trovate tutti sul mio canale Mixcloud, ok? Bimbo Mix ne sono usciti tipo 6 o 8 addirittura, 6 mi pare. Stanno tutti sul mio canale Mixcloud e niente, hanno avuto un successone i vari Bimbo Mix. Questo l'ho potuto prendere perché ho un portavinili e questo era il primo, è quello che sta davanti a tutti. Quindi l'ho preso al volo, hai nominato Willy il Bimbo Mix e allora l'ho preso. Gli altri ce l'ho giù in sala hobby. Poi dopo questo lo rimetto a posto per non. Quindi vi ho fatto vedere anche Bimbo Mix, ragazzi, anche Bimbo Mix. Andiamo avanti, questa è Sandra Mondaini con Sbi, Ru, Li, No. Son l'omino pazzo pazzo che fa cose pazze pazze e cammina sopra i tetti la mattina. Sopra i letti, non mi ricordo. Questo pure. Portobello è un mercato pazzerello dove trovi questo e quello e c'è pure un pappagallo con il becco giallo, un tantino picchiatello, non sa dire Portobello, ma a cantare vuole il ritornello. Tutta a memoria, Non sto leggendo da nessuna parte. Ma Tarzan lo fa, ma Tarzan lo fa. Vatti a rivestire, ti puoi proprio raffreddare perché vuoi girare nudo non si sa. Ma Tarzan lo fa, ma Tarzan lo fa. Chi è? Raul Casadei. E viene sabato e poi domenica. La sigla di Domenica In. La sigla di Domenica In. E viene sabato e poi domenica, numero 152. Vado un po' più veloce perché vedo che la diretta già sono 51 minuti. E la vita, la vita, la vita le bella. Cochi e Renato, Renato Pozzetto, grande. Arrangiamento di Enzo Iannacci. E la vita, la vita, la vita le bella, le bella. Lo so che sono uno spettacolo. Sì, buonasera. Questo si chiama come me. Chiamava Renato Raschel. Buonasera con era diciamo lo spettacolo di cui questo brano era la sigla. Sì, buonasera. E lato B c'era un cuore con la K. Ok? Uforabo, uforabo. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole tra le stelle sciuti in star. Allora, di questo ce n'ho 27.046 versioni, non si sa più quante ne sono. Quindi, tra l'altro, questa è la versione originale con 3 corna, quindi tutta rovinata, ma ce l'ho anche in condizioni migliori. C'ho senza copertina, ce n'ho 4, 5, 6, non mi ricordo, senza copertina. E questa è UFO Robot Goldrake. Siamo sempre negli anni 70 con questa. Andiamo avanti. È il leone che è scappato. Dove? In America. Tra la la. Questo è Corrado, che ha cantato anche Carletto. Era il conduttore della corrida del Pranzo è servito. E in qualche caso anche di Domenica In, del Festival di Sanremo, il grande Corrado che ha cantato Il leone che è scappato. Dove? In America. Tra la la, tra la la, tra la la, la. Qua ci stanno le parole. Che cos'è quel capannello? Quella gente cosa fa?
è successo un bel macello. Accidenti, che sarà? Suona la sirena, suona la sirena, suona la sirena, Sono stonato come una campana, però me le ricordo tutte. How do you do? Questi sono i Roxette, i Roxette, qualcosa di spettacolare. Cioè, veramente, cioè, stiamo facendo un salto nel passato con questi, soltanto guardando le copertine, non vi sto facendo sentire l'audio, anche perché sennò tra Facebook e YouTube non si sa chi mi taglierebbe la linea prima. Fanno a gara a chi ti taglia la linea prima, tra Facebook e YouTube, se comincia a mettere sta roba, però noi la sentiremo perché farò in modo di poter fare una diretta che poi dovrò cancellare sicuramente. 177, dovrò cancellare sicuramente perché vabbè, questo ve lo evito, perché qui c'è sta addirittura, questo è un 45 giri che gira a 33 ed è un corso in inglese, vedete, c'è scritto 33 giri, vedete, 33 giri, l'inglese, questo è un corso in inglese e qua ci sta la puntura di Pippo Franco. Tra l'altro voglio vedere al lato B della puntura. La miseria, purtroppo l'ho incastrati negli anni 90 per rischio di rovinare tutto qua. Non c'esce, no, non c'esce ragazzi, non lo posso vedere il lato B, vabbè, poi lo vedremo. Questo è Sergio Endrico, vabbè, numero 180, c'era una volta, anzi domani, Homo Volans di Sergio Endrico. Io tra l'altro queste le facevo apposta così, tipo le custodie dei dischetti del Commodore 64 per facilitare per prendere più facilmente il disco. Qui Holiday Rap, pure questa famosissima. Ragazzi, prima di farvi vedere, vabbè, vi faccio vedere prima Holiday Rap, numero, siamo passati a 293, così da un botto di bot proprio. Questo è bellissimo pure questo brano, Holiday Rap, ok? Fatto vedere. Questa è stampata, vedete, una lista di dischi, qualche festa perché io, come funzionava? Quando dovevo organizzare, che mi chiamavano a fare il DJ, io avevo gli annunci su Porta Portese, diciamo, c'erano diversi modi. Cazzarola, si è bloccato tutto qui? Aspettate, devo vedere su Facebook se stiamo ancora live. Sì, stiamo ancora live. Allora, io stampavo all'inizio addirittura con l'MPS 803 modulo continuo la lista di tutti i dischi e la davo tipo quando ci vedevamo per concordarci, per accordarci su tutto quanto, per una festa, davo questa lista che poi me la ridavano ovviamente e mi dicevano quali erano i brani che volevano. Io poi me la stampavo e quindi con la selezione dei brani, quindi io mi portavo dietro tutto sto popò dei dischi. So tantissimi, mo non lo so se si riesce a vedere, c'è scritto 45 giri, 33 eccetera, non so se non lo metterà mai a fuoco sta telecameraccia, e quindi poi me lo stampavo e mi portavo i dischi, così non sbagliavo, mi ero messo d'accordo, poi qualcuno in più ovviamente consigliato da me che avevo l'esperienza di altre feste, di altri ragazzi, a seconda di che età avevano, se era un matrimonio, se era una festa di 40 anni. Io ho fatto feste di tutti i generi, 18 anni, 16 anni, ho fatto tutti i tipi di feste, ragazzi, quindi ho fatto un sacco di capodanni, vabbè, Capodanno era qualcosa di spettacolare. Living in a box, living in a box, questo era proprio living in a box, living in a box. I'm living in a box, living in a hardware box. Siamo arrivati al numero 294, andiamo un po' più veloce. Questo c'ha bisogno di presentazione? Michael Jackson, tra l'altro questo me lo diede un DJ che si chiamava Lori DJ, a una festa, non mi ricordo se andai io e c'era lui che faceva il DJ. A me piaceva tanto questa canzone, The Way You Make Me Feel, e lui me lo diede e mi ci mise il timbro, ho scritto Lori DJ. Ok, andiamo avanti, ora comincio ad andare un po' più veloce,
Guardate un po' a Groovy Kind of Love di Phil Collins, bellissimo. When I feel in you, a groovy kind of love. Oh. Allora, Phil Collins ha una voce ineguagliabile. A me piacciono quasi tutte le canzoni che ha fatto lui. Ho tipo 3-4 LP su vinile perché ha una voce lui particolare. Ovviamente tutti i cantanti hanno ognuno la propria voce, ma lui riesce a fare delle intonazioni veramente particolari, veramente belle. Ha una bellissima voce Phil Collins, veramente da applauso. Lui invece è off, elettrica salsa, elettrica ba 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 ba. Ah ah. Wild Boys, poteva mancare Wild Boys dei Duran Duran? Wild Boys, Wild Boys. E all'epoca ha spopolato un ballo che si chiamava la lambada, lanciato dai Kaoma, ok? Non c'era nessuno che non ballava la lambada, o che almeno ci provava, perché è difficilissimo. Andatevi a vedere il video su YouTube, ci sono quei due ragazzini che la ballano benissimo la lambada, quelli che hanno fatto il video. Però non è assolutamente un ballo facile la lambada, tra l'altro era anche molto veloce. Lessons in Love dei Level 42, Lessons in Love, bellissima anche questa. Come vedete sono tutti successi quelli contenuti in questi 45 giri. Questo è Let It Be, The Sun Fairy Aid. Venne inciso questo brano, diciamo, per raccogliere soldi per la beneficenza, ok? Era il 1987, guardate, 6 marzo 1987, ok? Spagna, Call Me, eccoci qua, Spagna, Call Me. Vado avanti un po' più veloce che vedo che vi siete stancati, Questo è Claudio Cecchetto, che non ha fatto solo Gioca Jouet, ha fatto pure questo. Ska Shu Shu 1982, Claudio Cecchetto che si fa la barba. Questo non penso ce l'abbiano tutti, perché Gioca Jouet ebbe un successo planetario, questo molto meno. Allora vediamo un po' questo. Questo vabbè, Tony Dallara, Viva gli sposi, e Tony Dallara, Mister Amore. Pure questo è, tra l'altro è un disco special solo per jukebox, che poi li vedremo anche questi. Allora, questi ovviamente, come vedete, alcuni non ho più la copertina. Questi sono i Bee Gees, More Than Woman e Children of the World. Questa è bellissima, More Than a Woman, Bee Gees. Non metterà mai a fuoco sta telecamera, fidatevi. Siamo arrivati, tra l'altro, ecco, vedete, 664, come aumentano i numeri dei vinili. Allora, questo è Miguel Bosé, Superman, numero 665. Miguel Bosé, Superman. Oh, non andate via che tra un po' facciamo l'unboxing, siamo quasi arrivati. Buon compleanno, la fabbrica delle stelle. Buon compleanno, buon compleanno, buon compleanno. Eccoci qua, vado via veloce. Questo è Corrado ed io che sono Carletto. L'ho fatta nel letto, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta per fare un dispetto. Che bello scherzetto per mamma e papà. Fine. Pippo Franco, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Non ne posso proprio più, io la faccio qui. A chi non torna in mente una canzone di adesso oppure tanto tempo fa, che mi ricorda qualche situazione, un momento di felicità, chi la canta in canottiera sul balcone. Reality, la colonna sonora del Tempo delle Mele, il film che tutti noi abbiamo visto. Poi hanno fatto pure il seguito, Tempo delle Mele 2, il 3. Comunque il più bello rimane sempre questo. Richard Sanderson con Reality, 45 giri
originale, originale. Quindi come vedete già con questi, se li vogliamo sentire tutti, ci vuole una diretta di 4 ore, 5 ore. Saltellare, giocare, nuotare, spray, ok, campana. Questo è il disco più famoso di Claudio Cecchetto, numero 675, con dietro tutte le mosse da fare per giocare a Gioca Jouet. Poteva mancare? Non mi poteva mancare, tra l'altro ce ne stanno 2 copie qua dentro. 2 copie in una sola. Words will come easy. Fr. David Words. E poi When the Sun Goes Down è al lato B, 676 il numero. Se ve lo metto così è meglio. Words. Don't come easy. Questo che è? Innamoratissimo, oltre tutti i limiti. Che poi ecco, questo costava 2000 lire, no? Ok? Irigheira, innamoratissimo. D'accordo? Adesso i 45 giri, se si trovano, costano molto di più dell'LP. Quindi non riesco a capire come mai, cioè in quest'epoca un LP costava intorno alle 20.000 lire e un 45 giri costava 2.000 lire, 2, 3, massimo 5.000 lire, va. Ma non poteva costare più dell'LP. Adesso se andate a trovare i 45 giri da qualche parte vi spellano, costano 20, 30, 40 euro un 45 giri. Ok, Italia. Quindi questo anche l'LP, ma è bellissimo questo brano di Edoardo Bennato che abbiamo visto prima insieme alla Nannini, mondiali d'Italia 90. Chi 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 co 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 guru 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 qua qua, chi 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 co 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 guru 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 qua qua. 679. Sei forte papà. Questo brano famosissimo di Gianni Morandi, con cui lui ebbe un successo planetario, soprattutto tra i bambini dell'epoca, che all'epoca diciamo avevano la mia età praticamente, perché questo di che anno è? 1976, 76, che 80, 70, del 74, c'avevo 2 anni. E questa lei è Ether Parisi con numero 681, Crilou. Nuovi Ticrilù. E questo vabbè, Umberto Tozzi con Gloria, non c'ha bisogno di presentazione. Siamo arrivati a 682 come numero, E qui vedete questi etichette argentate erano le etichette che davano, come ho già detto, insieme ai dischetti del Commodore 64 per mettere le protezioni, perché lateralmente il dischetto da 5 pollici e un quarto, ma non ce n'ho uno qui a portata di mano, di solito c'ho tutto, non c'ho un dischetto, anzi sì ce l'ho, che caspito sto dicendo, c'ho tutto, ecco, questo è un dischetto da 5 pollici e un quarto per Commodore 64, tra l'altro ho The Last Ninja 3, come vedete ci sono queste pecette, perché qui ci sono dei tagli. Se uno copriva il taglio con la pecetta, il disco diventava di sola lettura, come in CD-ROM per intenderci. Poi se lo volevate cancellare, bastava togliere la pecetta, mettevate dentro e ritornava ad essere scrivibile. Questo è The Last Ninja 3, ok? Poi io rimetto a posto pure questo. Andiamo veloci. E tu di Claudio Baglioni, chissà se mi pensi al lato B. 683. Claudio Baglioni non è che c'ha bisogno di presentazioni, cioè dai su, ci stanno certi artisti come questo, tra l'altro questo è uno dei primi suoi vinili, Don't Stop Till You Get Enough, no, esatto, Michael Jackson, guardate com'era originariamente, primo piano di Michael Jackson, ti è grandioso Michael Jackson, pure c'ho tutti i dischi, uno più bello dell'altro, un artista che ce n'erano pochi, ma come organizzava lui i concerti, sì. Pochi riescono a fare uno spettacolo del genere,
per quanto ce ne stanno di cantanti, musicisti molto molto bravi, ma lui era anche un ballerino eccezionale, quindi diciamo che Michael Jackson è Michael Jackson, non c'è niente da dire. Lei è Cristina D'Avena e questa è la sigla di Gem e le Holograms. Lato B, Gli amici cerca famiglia. Lei è sempre Cristina D'Avena, da una parte Piccola Bianca Siebert, dall'altra pure c'è una versione strumentale. Piccola Bianca Siebert. Poi ci sono i ricchi e poveri con Sarà perché ti amo, 687. Vado un po' più veloce perché stiamo arrivando, Opla, questo mi sa. Versione strumentale. Questo è Riccardo Zara e le Mele Verdi. Bobinda, aiutalo, Bobinda, fai subito, così che a non sparare agli animali imparerà. Bobinda, assomiglia al mio papà. Bobinda, Bobinda. L'ape maga, coro i nostri figli. E di qua Jimmy Fontana, Piccolo Remì, 1979, copertina fatta da me, originale scritta da me quando ero piccolo. Quindi questo come va? Numero 689, tutti numerati. Andiamo avanti, vedo che siamo rimasti proprio pochi. La puntura di Pippo Franco, siamo quasi arrivati, Ti è Cuori agitati, una storia importante, voglio dire, e Respiro nel blu di Eros Ramazzotti, bellissimo questo è un disco bellissimo. Anche Eros Ramazzotti è un grande artista, tra l'altro dobbiamo sballare altri dischi che sono usciti praticamente in questo periodo, io me li sono presi, alcuni non erano mai usciti su vinile, quindi 695, questo dentro c'è Roma Capoccia di Antonello Venditti e Grazie Roma. Di questo ho perso la custodia, quindi come vedete mi sono tagliato ad hoc una custodia di queste, le foderine per i fogli A4. Poi c'è questo che non ha bisogno di presentazioni, Luis Miguel, Noi ragazzi di oggi. E poi c'è lei, Samantha Fox, Touch Me, ok? Diretta che è 1 ora e 11 che siamo in diretta, e questo è, diciamo, abbiamo visto Bennato Nannini nel 1990, c'erano anche loro, questo è il brano ufficiale di Italia 90, internazionale però, non cantato in italiano. Giorgio Moroder Project, To Be Number One. Questo così si chiamava, To Be Number One. Summer 1990. Quindi diciamo che le colonne sonore dei mondiali del 90 ce le ho tutte e due. Allora, brevissimo tempo. Guardate qua dentro che c'è. Poi devo trovare a quali corrispondono, tanto c'ho la lista, tutti i numeretti che mi si sono staccati. 1, purtroppo la colla, chi è? 662, quasi tanto la colla ce l'ho adesso, no, prima di riportarli giù. 667, non sono finiti, ce ne stanno ancora da vedere. 674, sono tutti i numeretti che si sono staccati. Allora facciamo così, guardate un attimo solo, facciamo di questo perché li devo rimettere in ordine così come stavano, mancano solo quella torre lì e poi facciamo l'unboxing. Allora andiamo avanti. Allora, e questi li posso mettere già qui dietro. Questo è Tina Turner, Mad Max, We don't need another hero. We don't need. Disco Bambina, numero 701,
Disco Bambina di Eder Parisi. Disco Bambina, ah, ah, bambina, bambina, ba. Il calcio è amore. Cioè, tutti questi vinili hanno fatto un po' la storia. Vedete pure questo, 2000 lire. Cioè, sta scritto, non è che me lo invento, 2000 lire. 36,94, sì. 36,94 c'è la data. Io non mi invento niente. Costavano tra i 2 e i 5.000 lire i 45 giri. Il calcio è amore, bellissimo anche questa, Un'iniziativa della Federazione Italiana Gioco Calcio contro la violenza. Vedete? Una iniziativa FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio contro la violenza. Pensate che ci sta. Io rinascerò, servo a primavera. Io sono un fan di Riccardo Cocciante, ho quasi tutti i suoi vinili, me ne manca uno che è La Grande Avventura, che appena lo trovo lo prendo. Questo è Self Control, altro grande successo, numero 704 di RAF. Self Control. Vedete, sempre 2000 lire, 2000 lire, non c'è niente da fare. Boys. Poteva mancare Boys di Sabrina? Boys, 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 sempre 2000 lire. Ok? Non è che devono costare di più. I Duran Duran con la colonna sonora di 007 View to a Kill. Le copertine, io le ho tenute benissimo, come vedete, sembrano nuovi sti 45 giri, appena comprati. Se non fosse per il numero che c'è attaccato sopra, l'altro si stanno tutti staccando. Vabbè, poi ce li riattacco. Adesso devo rifare un'altra. Enola Gay. Questa è la versione originale, Enola Gay. Every girl and boy enjoy. Vado più veloce, va. Se no qui inficiamo. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Perché? Perché no? Questo era Iannacci, Enzo. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ti amo, ti amo. Numero 710. Vado veloce. Felicità. Poi si diceva, e mangiare un panino con dentro un bambino, la felicità. Non era così, ovviamente. Felicità e tenerti per mano, andare lontano, la felicità. Stanno scritte le parole. Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria. Che storia. Ci sarà. Lasciamo stare. Nascerà Gesù, ricchi e poveri, o su per giù, bugie che poi. Andiamo, ricchi e poveri, mamma Maria, numero 714, ricchi e poveri, sempre 2000 lire, sì, 2000 lire, 2000 lire qua, 2000. Mamma Maria, se mi innamoro sarà di te. Sempre 2000 lire. Cioè, andiamo avanti che qui famo note. Cry wolf, wolf. Questi erano gli AA, un altro gruppo che ebbe un enorme successo anche con questo brano, ma non solo con questo, ha fatto diversi album, che è uno più bello dell'altro, anche hanno fatto gli AHA. Questo è Cry Wolf, c'è scritto da che album, non me lo ricordo io, dall'album From the AA Album Scoundrel Days su Warner Bros. Etichetta Warner Bros. I maschi disegnati sui metro. Guardate, Gianna Nannini è un'altra artista che ha fatto la storia, anche lei ha una voce bellissima, l'abbiamo vista ultimamente all'Arena di Verona,
cantare i suoi più grandi successi, c'ha ancora una voce bellissima, è un artista che a me piace tantissimo, Gianna Nannini. Quindi Claudio Baglioni, sabato pomeriggio, questo forse ce l'abbiamo tutti, sto disco numero 718. Allora, Mal, parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu. Cazzarola, questo non c'ho la custodia, questo è Baltimora, Tarzan Boy. Oh, 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 oh. E siamo arrivati a bomba, mancano questi vinili, ci aggiungo pure questo, ok? Allora, perché tutta questa introduzione per poi fare una conclusione al volo così, perché sono un'ora e 20, io di solito le dirette mie durano intorno a un'ora e mezza. Allora, perché? Allora, quello che c'è qui dentro è un LP di due artisti che hanno fatto da colonna sonora a tantissimi tantissimi film, ok? Loro sono Guido e Maurizio. Guido è del 44, Maurizio del 47. Loro sono gli Oliver Onions. Oliver Onions dice: ma chi sono sti Oliver Onions? Hanno fatto Sandokan, Spazio 1999, Orzo Way, Galaxy Express 1999, Doraemon, Rocky Joe, solo per dire le sigle dei cartoni animati, ok? Quando andiamo a vedere un film di Bud Spencer e Terence Hill, anche i western continuavano a chiamarlo Trinità e poi lo chiamarono il Magnifico, o anche quelli che non erano western ma erano grandi successi di Bud Spencer e Terence Hill: Più forte ragazzi, Piedone lo sbirro, Altrimenti ci arrabbiamo, Bulldozer, I due superpiedi quasi piatti, Pari e dispari, Uno sceriffo extraterrestre, Bomber, Banana Joe, tutti musicati da loro, ok? Per esempio hanno fatto anche un film, Occhio Malocchio, Prezzemolo e Finocchio, quello dove c'era pure Lino Banfi. Finocchio a chi, scusi? L'allenatore nel pallone. Insomma, loro hanno fatto, non dico quasi come Ennio Morricone sui film di Sergio Leone. Poi Ennio Morricone, che sono andato, tra l'altro tra poco pubblicherò un video, sono andato a vedere un bel concerto di un'orchestra che ha suonato tutti i più grandi successi di Ennio Morricone, tra l'altro successi dei film con Sergio Leone e non, cioè di Sergio Leone, grandioso regista. Tra l'altro mi sono voluto andare a rivedere ultimamente, proprio dopo aver visto quel concerto, i western con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, grandioso attore che a me piacque tantissimo. Tra l'altro fece anche un telefilm, Lee Van Cleef, che si chiamava Ninja, e lo devo trovare però. Comunque stavamo parlando degli Oliver Onions, Guido e Maurizio De Angelis, che hanno fatto Piedone lo sbirro. Questo è Piedone lo sbirro, e questo è, tra l'altro guardate, la custodia è di Io sto con gli ippopotami, ma dentro purtroppo c'ho Piedone lo sbirro, perché mi sa che Io sto con gli ippopotami non ce l'ho mai avuto. Vedete, Piedone lo sbirro, l'orchestra c'è scritto dal film omonimo Guido e Maurizio De Angelis, ok? Furia cavallo del West, Guido e Maurizio De Angelis. Mo lì non riuscite a vedere, non mette a fuoco. Guido e Maurizio De Angelis. Allora, loro sono due artisti senza i quali, secondo me, allora un film, vedete anche, che ne so, Il buono, il brutto e il cattivo, per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, sono dei western che però sono stati musicati talmente bene da Ennio Morricone che sono diventate delle pietre miliari. Altrimenti ci arrabbiamo, altrimenti ci arrabbiamo, ebbe un successo enorme,
ok? Ma anche grazie a questo brano che ci è entrato nella testa, nella capoccia, ok? Questo, il brano di Altrimenti ci arrabbiamo di Umbaghi, ha decretato secondo me il grandissimo successo di un film, perché un film, se è musicato bene, difficilmente non c'è successo. La musica che diciamo che viene tanto bistrattata, che se c'è da risparmiare da qualche parte di solito si risparmia sulla musica, sbagliatissimo, perché tutti i più grandi film hanno delle colonne sonore che sono diventate pietre miliari. Guardiamo La signora in rosso, cioè Stevie Wonder ha fatto la colonna sonora della signora in rosso, ha avuto un successone quel film. Secondo me senza quella colonna sonora quel film non avrebbe avuto lo stesso successo, ok? E non sono musical, attenzione, perché i musical è normale che abbiano delle colonne sonore favolose, essendo musical, ma invece i film normali, come può essere un Banana Joe, con tutto che c'era Bud Spencer, in quel film non c'era Terence Hill, c'era Bud Spencer su Banana Joe, però con quella musica è diventato un cult, ok? Così come cult è diventato Sandokan, Oliver Onions, ok? Sandokan, questa è un'altra copia senza copertina, questa è un'altra copia di Furia Cavallo del West, Oliver Onions, così vedete pure dentro com'è. Furia Oliver Onions, ok? Qui addirittura c'è Flying Through the Air, no, Flying Through the Air, questo è Pietro nello sbirro, io sto con gli ippopotami, no, è un altro. Flying Through the Air viene da Più forte ragazzi, Flying Through the Air, Flying Through the Air, Oliver Onions, Guido e Maurizio De Angelis, ok? Oliver Onions. Guardate questo è una canzone un po' meno famosa, la trovate però su YouTube. Goodbye, Guido e Maurizio De Angelis, 1982. Goodbye. Non metta a fuoco nessuna delle camere mie, ma questa è Goodbye. Sì, questa mette a fuoco, incredibile. Guido e Maurizio De Angelis, ok? Quindi questa pure è loro, e questa è Furia con la copertina, orchestra Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions, ok? Furia a cavallo del West. Lasciamo stare. Siamo arrivati all'epilogo, ragazzi, dobbiamo andare a sballare questo pacco che pure questo mi è arrivato un po' ciancicato. Speriamo che Amazon abbia fatto il suo dovere. Tra l'altro guardate, Amazon già mette lo scotch natalizio, ancora ci deve stare il Black Friday e già mette lo scotch natalizio. Allora lo apro qui davanti alle telecamere, tutte e due le telecamere, senza farmi male. Ok, lato A aperto, apriamo il lato B, lato B aperto. Allora, Scotch, Amazon Prime, Prime Video, Prime, coltellino rosso fedelissimo. Allora, apriamo. Ai 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 ai. Amazon si fa sempre una risata col baffo, me la faccio anch'io, perché questa etichetta che voi non riuscite a leggere perché la telecamera non la mette a fuoco mi conferma che dentro qui c'è il disco che io aspettavo. Ho aspettato un po' più di chi l'ha comprato pure dopo, però mi pare che Amazon mi ha fatto risparmiare 3 euro, quindi ho aspettato volentieri. Vado, unboxing.
Ragazzi, andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Vinyl pop-up, 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 pop-up vinyl, pop-up, pop-up vinyl. Limited edition, limited edition, limited edition. Se non l'avete comprato prendetelo, Colored numbered. Vuol dire che questa è un'edizione limitata numerata. Andate a vedere le mie altre dirette, andatevi a vedere che differenza c'è tra edizione limitata normale e edizione limitata numerata. Si è fatto troppo tardi, se no ve lo spiegavo. Wow. Loro sono gli Oliver Onions Vinyl Pop-Up Future Memorabilia. Come vedete c'è anche Banana Joe. Guardate che anima di vinile di un buggy. Bulldozer, Orzoway, Sandokan, Flying Through the Air, abbiamo visto, ce l'ho anche io, Flying Through the Air, questo qua, Flying Through the Air, Banana Joe con Bud Spencer, Santa Maria, Sheriff, la colonna sonora di uno sceriffo extraterrestre, We Believe in Love. Guardate, è qualcosa di spettacolare questo vinile. Ne hanno fatte parecchie copie, devo dire la verità. 1792, tra l'altro numero mediano. Di solito i numeri mediani non acquistano tanto valore nel tempo. Di 3000, Tra l'altro, allora, questa è una cosa molto buona che sia stata numerata a mano. Vedete, questi numeri sono stati scritti a mano, non sono stati scritti a macchina. Quindi vuol dire che prima che fossero imballati, sì, perché sta sotto, prima che fossero incelofanati, che si tra l'altro io momentaneamente non lo apro perché lo voglio aprire quando gli Oliver Onions verranno al Teatro Brancaccio. Io sicuramente ci andrò, anzi adesso li taggo pure su Facebook, perché se ci sarà la possibilità mi voglio fare autografare 2 o 3 vinili da loro direttamente, e quindi lo aprirò stesso lì da loro. Io non ho bisogno di aprirlo adesso, ok? Lo apro e me lo faccio autografare direttamente sopra. Ragazzi, Oliver Onions Future Memorabilia, vi faccio rivedere i brani che ci sono dentro messi a fuoco, ok? Allora, tra l'altro, vinyl pop-up, questo vuol dire che si apre in due. C'è un disco solo dentro, un disco colorato, Si apre in due e poi diventa in 3D, ok? Quindi diventa pop-up. Comunque andatevi a vedere sul sito proprio degli Oliver Onions, soprattutto sulla pagina Facebook. Loro hanno pubblicato l'unboxing del loro stesso vinile che gli è arrivato anche a loro, non so se da Amazon, da qualche parte gli è arrivato, e hanno fatto vedere com'è il pop-up. E ci sono anche tante foto, cercate su Google Foto, su Google Immagini, Future Memorabilia degli Oliver Onions, e troverete senz'altro l'immagine del vinile aperto, ok? In soldoni, la diretta è durata 1 ora e 32, quindi qualche minuto in più di quello che mi aspettavo, ok? Quindi abbiamo visto degli Oliver Onions, questo è l'ultimo album che hanno fatto uscire, molto molto bello su vinile. Io, come avete visto, abbiamo passato tutta la serata a vedere solo un bel po' dei miei vinili. Furia Cavallo del West, rivediamo un po' dei dischi degli Oliver Onions di Guido e Maurizio De Angelis. Questo è Goodbye 1982, mette a fuoco questo, abbiamo detto, Guido
e Maurizio De Angelis. Ok, poi qua c'è Plata and Saud, da Più forte ragazzi, e Flying Through the Air. Più forte ragazzi, Flying Through the Air. Sopra c'è scritto, opla, qua così, Oliver Onions. Ok, Oliver Onions pure per questo. Piedone lo sbirro. Piedone lo sbirro. Oliver Onions, Furia cavallo del West. Furia, Guido e Maurizio De Angelis. Altrimenti ci arrabbiamo. Oliver Onions. Sandokan. Poi ovviamente ho anche tante compilation dove ci sono tutte le loro canzoni, quindi questi sono i 45 giri, i singoli, ma ce n'ho altri, questi sono quelli che ho trovato dentro questa scatola qua, ma ce n'ho altri, ce n'ho tanti, ma tanti altri. Sandokan, scritto da me, e questo è Furia, cantata da Mal, Guido e Maurizio De Angelis. Grazie di avermi seguito. Allora, in chiusura di diretta io faccio sempre un po' di pubblicità a quello che sono i miei siti. Il primo sito è www.classe74.it, che è il sito un po' principale, il mio sito da cui è nato tutto. Un anno fa ho voluto intraprendere questa avventura di fare dei siti e consigliare dei prodotti che sono in vendita su Amazon, però tematici. Quindi partendo da classe74.it, dove trovate tante idee regalo, tante idee anche per voi stessi, ci sono articoli che riguardano delle sagre cinematografiche, articoli da regalo, c'è il supermercato, ci sono le offerte, insomma classe74.it è un po' un enorme portale per poi andare sui siti secondari che sono per esempio legolando.it, www.legolando.it, lo leggete lì sotto, che riguarda i Lego, tutto il mondo dei Lego, tra l'altro visto a 360 gradi. I Lego, come sapete, non sono solo i mattoncini, sì, ecco, non sono solo questi mattoncini qui, i Lego, ok? I Lego non sono solo questi mattoncini qua, ma sono anche abbigliamento, cappellini, sono dei film su DVD, su Blu-ray anche, tanti film sono usciti. Di Lego, guardate, è un mondo a parte, ci sono dei libri, ci sono tanti giochi per la PlayStation, per l'Xbox, insomma, Lego è facile dire Lego e uno pensa subito solo ai kit di mattoncini, no, Lego è un mondo enorme, da che poi andatelo a vedere, se volete vi metto anche i link, mi scrivete nelle note, vi mette i link a dei documentari che parlano della Lego, che tra l'altro ai primi anni 2000 stava messa malissimo, poi strinse degli accordi commerciali vantaggiosi, uno dei quali con la Disney, e quindi rinacque la Lego e adesso è diventata un colosso enorme, enorme. La Lego fa mattoncini su tutti i temi. Andate su legolando.it, c'è un pulsante dove dice tutti i set Lego e sono tantissimi solo i macro set, che ne so, Lego City, Lego Star Wars, Lego Friends, Lego Disney, Lego Technic. Ci sono tanti macro gruppi di Lego e all'interno di questi macro gruppi ce ne sono tanti set. Quindi che ne so, Lego Friends, ci sono tanti set di Lego Friends, Lego Star Wars, tanti set di Lego Star Wars. Star Wars
Un'altra mia passione, come abbiamo visto, è Guerre Stellari Star Wars. www.starwarsstore.it. Quello è un portale che vi apre la via per i prodotti a tema Star Wars. Di tutto quello che sto dicendo ci sono le pagine Facebook e i canali Telegram, quindi cercate Star Wars Store su Telegram o anche su Facebook e troverete su Facebook la pagina, su Telegram il canale, così come Legolando, fb.com/legolando.it è la pagina su Facebook, t.me/legolando_it è il canale Telegram. Ok, stessa cosa per Star Wars. Poi c'è renijstore.it. Renij Store è dedicata alla musica, tutta la musica in tutte le sue salse, particolarmente indirizzate verso il vinile, ma ci sono anche CDJ, ci sono anche amplificatori, casse attive e passive, microfoni, cuffie, tutto quello che secondo me ha a che fare con la musica, amplificatori, e anche per fare le dirette, perché no? Ci sono tutti gli accessori, i vari rig, le varie schede audio da attaccare al PC, siano esse USB oppure di altro tipo da attaccare al cellulare, insomma ci sono tante soluzioni, ci sono tutte le webcam, telecamere, illuminazioni varie, green screen, tutto per andare in diretta, insomma è un sito completo, renijstore.it, dedicato alle dirette e alla musica. Ok? Poi cercate anche, ho fatto un gruppo, cioè un canale Telegram e un gruppo Facebook dedicato al retro computing, che è un'altra delle mie passioni, e quindi andate a cercare anche Retro Computer World, lo trovate sia su Telegram che su Facebook. Va bene, non vi voglio dare fastidio oltre, si sono fatte le 11:30, quindi ora quasi di andare a letto, e quindi io, mettendovi la mia solita sigla finale, vi saluto e vi ringrazio di avermi seguito. Oggi abbiamo fatto l'unboxing di Future Memorabilia degli Oliver Onions, Guido e Maurizio De Angelis, copia numero 1792 di 3000. Ragazzi, grazie di avermi seguito fin qui, grazie di aver visto 1 ora e 40 di live, e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti, ciao!